Noi abbiamo organizzato in più occasioni il Family Day a Roma, dove abbiamo radunato più di 1.200.000 persone, quindi da 1.200.000 persone che gridavano no ad alcune leggi, tra queste le unioni civili o le unioni gay, e quindi da lì abbiamo visto che tutto il Parlamento ha snobbato e non ha considerato un popolo in movimento, e da quel momento abbiamo deciso insieme di formare il partito del Movimento del Popolo della Famiglia. Se dovesse essere eletto, quali saranno i primi aspetti sui quali si metterà al lavoro? L'abrogazione della legge Cirinnà e immediatamente al lavoro per combattere contro l'aborto. Io spero che i trevigiani e i veneti abbiano capito gli inciuci dei vari partiti. Adesso hanno proposto la Emma Bonino, la prima abortista, alla Presidenza del Consiglio. Ieri abbiamo visto Salvini con il rosario in mano, e noi, se entriamo nel Parlamento, il nostro 3% sarà importante per mettere il chiodo alla testa del serpente. Non appoggeremo la sinistra, ma semmai dialogheremo con la destra e chiederemo, se vogliono la nostra partecipazione, l'abrogazione delle leggi, come ho appena detto. Come tutti i partiti adesso vogliono proporre la legge dell'adozione dei bambini tra maschi e maschi, donne e donne, come tutti i partiti hanno deciso di legalizzare la droga e la prostituzione, io dico no, la donna va rispettata, e il reddito di maternità è uno degli impegni che noi ci dedichiamo. La donna va rispettata, la donna è il centro della vita, quindi a tutte le donne, anche se non sono cristiane, non importa, sappiate che c'è un movimento che è il Popolo della Famiglia che difende la donna. No alla droga legalizzata, no alla prostituzione legalizzata, sia l'abrogazione della legge Cirinnà, sia l'abrogazione della legge Lorenzin, e combattimento immediato contro l'aborto.